Grande novità in casa Empedoclina per il prossimo campionato di prima categoria. Accanto a noi abbiamo Fabio Speranza e Alessandro Termine. Ci sono delle grosse novità. Che è successo stamattina, Fabio? Stamattina siamo stati al comune, ci ha ricevuto il sindaco Ida Carmina, l'assessore Urso e l'assessore Tripodi. Abbiamo definito il progetto Empedoclina perché abbiamo creato la nuova società. Vecchi e nuovi dirigenti, compreso il sottoscritto, abbiamo voluto e in parte dovuto obbligatoriamente fare questa società per intanto il primo obiettivo principale è onorare il capitano Marco Ferrera, che è stata una grandissima perdita per tutti noi, umana e sportiva, e poi perché pure proprio stamattina c'è stata la comunicazione che è partito il bando, la gara d'appalto partirà fra una ventina di giorni per il rifacimento dello stadio, entro la fine dell'anno probabilmente inizieranno i lavori, quindi fare uno stadio senza una società sportiva calcistica non ha senso, quindi noi abbiamo dovuto per questi obiettivi obbligatoriamente creare questa società con obiettivi molto ambiziosi di crescita futura, che da qui ai prossimi 5 anni debba portare la società Empedoclina nei palcoscenici più meritevoli. Nel ricordo di Marco Ferrera, ecco, tutti gli amici calciatori e tecnici si stringono attorno a questo nuovo progetto Empedoclina. Cosa ci puoi anticipare, Alessandro? Beh, innanzitutto tutto nasce proprio da Marco, perché quest'anno eravamo delusi un po' da tutto e volevamo abbandonare la società. Poi questa scomparsa prematura ci ha uniti tutti, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso di continuare in nome di Marco. Noi quest'anno cercheremo innanzitutto di fare meglio dello scorso anno. Qua siamo io e Fabio, ma accanto a noi ci sono altri 10 dirigenti che non sono presenti, però fanno parte di questo progetto, un progetto ambizioso, come dice Fabio, e nei prossimi anni speriamo di essere in categorie che l'Empedoclina merita. Per il resto non ci nascondiamo, quest'anno vogliamo fare una squadra di vertice. Ora a breve Fabio assieme ai dirigenti ci riuniremo per fare il punto della situazione, partendo da calciatori empedoclini e poi valutare se ci sono altri ragazzi nell'Interland agrigentino da prendere. C'è qualche nome di Empedoclina, tipo Raimondo Filippazzo, che ha avuto un incarico in questa nuova società? Sì, Raimondo lo ringrazio anche pubblicamente a nome mio, a nome di tutta la società, ci ha dato la sua disponibilità come responsabile del settore giovanile, perché sappiamo benissimo che è il serbatoio della prima squadra, lo scorso anno è stato fondamentale per il proseguo del campionato, per la fine del campionato, perché i ragazzi sono comportati egregiamente e sono dei ragazzi di ottimo livello, quindi anche Raimondo farà parte dello staff societario e sicuramente contribuirà con la sua grandissima esperienza ad aiutare noi che abbiamo la nostra esperienza ma sicuramente un po' meno della sua a portare avanti questo progetto ambizioso.